È partita la gara, il primo pallone del Vittorio Veneto, subito in verticale il pallone per De Martin, intercettato. Va Zuliani per subito il contropiede da parte del Tavagnacco. Va Zuliani sulla destra, cerca lo spazio per il traversone, lo piazza, il cross, passa. Parisi non arriva sul pallone, alla fine è costretta ad indietreggiare, no, rientra verso il cuore dell'area di rigore. Parisi va al traversone, subito calcio d'angolo per il Tavagnacco dopo 28 secondi di gioco. Nel frattempo il passaggio in verticale per Zanon. Zanon cerca lo spazio per il traversone, c'è l'intervento. Calcio di punizione dal limite dell'area per l'intervento e l'inquadrata Ambra Pochero. Rischiosissimo l'intervento della centrale del Tavagnacco, che qui strattona abbastanza nettamente Simeoni. Il traversone invece è basso, Mella col sinistro e poi incredibile Cettolin davanti alla porta. Ancora Piai sulla sinistra, Piai entra in area, il pallone sul destro, mette in mezzo il cross, Zuliani non interviene, poi Paroni, il rimpallo, ancora Paroni. Il pallone viene messo in mezzo, il liscio di De Stabile, il pallone che poi viene liberato, attenzione Sardo dal limite, il tiro alto. Tocca sulla destra per Frizza che cerca lo spazio per il traversone, Frizza è inarrestabile, Frizza il pallone in mezzo, scorre davanti alla porta di Reginato senza che nessuna del Tavagnacco riesca a metterlo in porta. Il rimbalzo se lo prende Paroni, il cross in mezzo, il colpo di testa e l'intervento di Reginato. Frizza, vicino c'è Tuttino, il passaggio però in profondità per Parisi che fa il dribbling, attenzione Parisi può mettere il pallone in mezzo ma non c'è nessuno, avrebbe dovuto guardare Parisi in mezzo all'area, poi arriva Tuttino col sinistro, il pallone viene sporcato e arriva Reginato che blocca il pallone con le mani. Parte il traversone, smanaccia Benzo, non è finita, Mella va con il destro, il tiro, pallone alto di pochissimo. Finisce qui 0-0 dopo i primi 46 minuti di questo primo tempo fra Vittorio Veneto e Tavagnacco. Parte il secondo tempo. Simeoni esce fuori dal combattimento, poi perde palla sull'ennesimo contrasto portato da Parisi che allunga la falcata, entra in area, Parisi rientra sul destro, Parisi il tiro deviato, il pallone che esce sul fondo, occasione immediata per il Tavagnacco con Parisi dopo 1 minuto e 20 dentro il decimo di questo secondo tempo. Qui il risultato è sempre in bilico. Attenzione a De Stabile, il pallone per Parisi, c'è il tocco e sarà calcio d'angolo, non è riuscita ad intervenire l'Anna Cleland sull'ennesima iniziativa da parte di Alice Parisi. Adesso Zuliani, parte il traversone di Zuliani sul secondo palo, Cleland di testa, pallone che si perde sul fondo di pochissimo. Parisi in mezzo, adesso anche Cleland si sposta, il tocco per Parisi che ha spazio, attenzione Parisi può scaricare il tiro, trova l'imbucata molto bene per Sardu che cicca il pallone. Vittorio Veneto che ci prova perlomeno ad andare in avanti, Filippozzi deve recuperare il pallone, attenzione è davanti la porta, il tiro, la parata di Benzo, non è finita, De Martin difende il pallone, che occasione per il Vittorio Veneto, non c'è fallo, ancora insiste con Zanon, entra in area, il tiro col destro, il pallone spiove sul fondo. Ancora Tavagnacco, vediamo se si scuote la formazione di De Filippo dopo questa occasione subita. Parisi dopo l'intervento mancato di Simeoni, Parisi rientra sul destro, cerca lo spazio per il tiro, il pallone termina sul fondo di pochissimo. Attenzione ancora una volta Filippozzi contro Zanon, Zanon vince il contrasto, Zanon col destro, il pallonetto, il pallone alto, ancora una volta bruciata Filippozzi. Torna a spingere il Tavagnacco alla ricerca del gol del vantaggio, che per mole di gioco e per occasioni avute sicuramente dovrebbe meritarlo. Attenzione, parte il cross, il colpo di testa, Filippozzi e poi ribadisce il rete Zuliani, è arrivato il vantaggio del Tavagnacco al minuto 33 della ripresa. Vedremo insomma con replay se il gol è di Filippozzi o di Zuliani che ha appoggiato il pallone in rete, però sicuramente il colpo di testa decisivo è stato quello dell'ex centrale del San Zaccaria. Vediamo qui il cross di Parisi, Filippozzi va di testa, a me sembra che la palla abbia già oltrepassato la linea di porta, quindi il gol dovrebbe essere di Filippozzi, da qui non possiamo apprezzare se non marginalmente, e probabilmente sul rimbalzo la palla aveva già oltrepassato la riga di porta, quindi con
discreta sicurezza potremmo attribuire il primo gol in maglia Tavagnacco per Roberta Filippozzi. Per Sardu che va al dribbling su Tonon, ancora Sardu perde l'equilibrio, riesce comunque a scaricare a Zuliani. Zuliani col sinistro verso Cleland che trova il controllo, Cleland poi cerca la conclusione difficile col destro, ancora Cleland col sinistro, ancora respinta, non è finita, Tuttino appoggia, Parisi col sinistro, pallone al lato, Parisi punta Casagrande, Parisi il pallone sul destro, Parisi col destro, l'intervento, la parata di Reginato a terra, Parisi resiste al primo attacco, Parisi entra in area, Reginato su Zuliani e poi perfeziona il disimpegno in qualche modo Tonon e poi Manzon, ma non è finita. Dri chiude in attacco il Tavagnacco, Tuttino, Parisi, il gioco di prestigio di Parisi fantastico per liberarsi dalla marcatura di Casagrande, Parisi il pallone in mezzo, Reginato, ma era quasi un tiro questo in porta, ma sarà calcio d'angolo, ma la partita finisce qui, vince il Tavagnacco 1-0 con un gol di Filippozzi nella ripresa. Sono con Sergio Fattorella, ci sta raggiungendo anche Sara Di Filippo, partiamo naturalmente con Fattorella. Avete perso, però possiamo dirlo, il Vittorio Veneto ha dimostrato che nel girone di ritorno che si aprirà nella prossima settimana potete davvero dare del filo da torcere a tutti. Sì, noi avevamo preparato la partita soprattutto in difesa, stare bene chiuse perché sapevamo il valore da Tavagnacco. A noi purtroppo mancavano 5-6 tra virgolette titolari, anche se non le considero, sono tutte titolari secondo me, però ci mancava magari un po' di velocità davanti, magari ci siamo riusciti 3-4 volte e purtroppo le partite chi sbaglia paga e abbiamo perso. Complimenti comunque. Grazie a lei. Allora, vittoria del Tavagnacco, però dobbiamo dirlo, c'è stata anche una certa sofferenza. Sì, più del dovuto, non è stata una bella partita da parte nostra, abbiamo trovato un Vittorio Veneto molto ben organizzato che ci ha messo in difficoltà in tutte le parti del campo. Noi purtroppo dovevamo concretizzare le occasioni che abbiamo avuto, non siamo state cattive sotto porta e quindi abbiamo sofferto troppo. 3 punti e specialmente una continuità anche per acciuffare il gruppo che è in testa. Sì, avevo chiesto questo alle ragazze, di dare continuità alle belle prestazioni avute fino ad ora. Abbiamo ottenuto i 3 punti, siamo contenti di questo, adesso andremo a preparare la prossima partita. Grazie mille. A voi, grazie.